Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e compagnia delle Sibille. Siamo alla consueta, questa è una d'agida, mettiamola via. Allora, siamo alla consueta serata, appuntamento con le Sibille per rispondere in diretta a una vostra domanda, dunque siete liberi appunto di partecipare, di scrivere la vostra domanda. Vi spiego come porre la domanda, ma prima di cominciare vi darò poi delle altre notizie, delle altre piccole informazioni. Allora, vi ricordo che per porre correttamente la domanda deve essere una domanda diretta, deve in ogni caso contenere il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda diretta vuol dire che non deve avere una doppia opzione, dunque deve chiedere una cosa nello specifico e di conseguenza poi se per caso chiedete anche su una persona, il partner, un collega, una collega, eccetera, dovrete mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Vedo che cominciano a scrivere, a commentare degli amici, dunque buonasera Maria, buonasera Fabiana, buonasera Assunta, mentre aspetto che anche altri scrivano e si aggiungano a noi. Vi ricordo che in questi giorni abbiamo spesso parlato del nostro ebook Radionica Magica, e abbiamo sempre detto appunto che era in fase di elaborazione, ma in realtà ormai è pronto e l'abbiamo ultimato ieri sera, abbiamo già spedito le prime copie e dunque se siete interessati a lavorare da un punto di vista esoterico della scuola tradizionale ermetica, non esitate ad acquistare la vostra copia. Una copia ha un costo di 50 euro, è completamente personalizzato l'ebook, dunque tutti i circuiti partono già attivi per la persona che commissiona appunto la propria copia, ma non solo, non c'è solo quello, ci sono moltissime spiegazioni di natura appunto esoterica che sicuramente per gli appassionati sono di interesse. Bene, detto questo, c'è anche il Marietto che vi saluta dalla regia e sicuramente più tardi verrà a fare un cucù. Allora, vediamo, non il cucù, ma un cucù. Allora, bene. Allora, cominciamo a dare le prime risposte. No, dimenticavo un'altra cosa. È vero che abbiamo ultimato questo ebook, ma stiamo preparando un altro ebook che in realtà era in lavorazione da un bel po'. Io ho aperto il file ed era datato 2018, forse 2019. 2 anni. Circa 2 anni che ci lavoriamo su. Sono 2 anni che lavoriamo su questo ebook ed è un ebook tutto incentrato sull'abbondanza, sempre radionica, dunque è un lavoro che si fa con le onde di forma. Benissimo, in futuro ve ne parleremo in modo più dettagliato. Fabiana, buonasera, sono Fabiana, 20 novembre 2001. Vorrei sapere se io e Francesco, 6 giugno 99, ci fidanzeremo in futuro. Benissimo, allora cominciamo dalla prima domanda di Fabiana che apre questa serata. 20 novembre 2001, Fabiana si fidanza con Francesco, 6 giugno 99. Grazie. Allora, al momento c'è un po' di leggerezza, spensieratezza, non ci sono ancora cose approfondite, dunque. Allora, diciamo che Fabiana ancora, come vedi, c'è proprio un primo piano qua inquietante, non direi che per il momento, o quantomeno nel tempo
che può rientrare nelle previsioni di questa stesa, che ricordo le sibille non parlano in termini di tempo, quanto piuttosto in eventi che devono accadere, dunque casa, nemico, gelosia, superbia, scusate, Imeneo. Dunque abbiamo una prima linea già un po' particolare, nel senso che è probabile che questo ragazzo già in passato ti avesse colpito, comunque ti piacesse, ma c'erano gelosie e competizioni, evidentemente un ragazzo che già è corteggiato o che è ambito, magari piaceva a qualche persona anche di tua conoscenza. Vecchia signora, amore, fedeltà, artista. Allora, qui sembra proprio che o questa linea parla di voi e se così fosse, accidenti, le possibilità sono altissime, ma ho più una sensazione che parli di un rapporto che già esiste o che comunque questo ragazzo ha portato avanti per un po' ed è possibile che ancora abbia un sentimento verso quella persona. Vedovo, amante, amatrice, dunque è possibile che lui abbia ancora con sé il sentimento per questa persona, se ce l'ha verso di te ben venga, ma vedi che qua parte con la carta del vedovo, dunque è come se avesse dei rimpianti riguardo un amore passato nel quale lui si sentiva coinvolto. Non vedo per ora, capito, questa possibilità, non significa che in futuro non avvenga, però il tempo intervistato dalle sibille direi di no, anche perché se dovesse nascere qualcosa con questa carta non si andrebbe tanto lontano. Dunque magari è meglio soprassedere, aspettare un tempo migliore, perché potrebbe esserci qualche interesse da parte di questo ragazzo, di Francesco, però vedi che anche le occasioni che sembrano esserci per consolidare poi si interrompono. Anche l'esito non è tranquillizzante perché abbiamo nemica, ammalato, conversazione belvedere. Come vedi c'è anche qualcuno che cerca di ostacolare con le sue chiacchiere. Vedo ancora attesa, non vedo concretizzarsi qualcosa. Fermo restando che è possibile che lui porti ancora addosso così un interesse che proviene dal passato. Dunque non lo vedo ancora del tutto disponibile. Andiamo avanti, rispondiamo alla prossima domanda. Cristina. Allora, grazie Cristina, sto bene. Grazie, spero che stia bene anche tu. Allora, quando verrà la mia felicità? Cristina, 10 marzo 86. Ma io spero intanto di vedere una stesa interessante per te nel prossimo periodo e poi la felicità è un po' come la bellezza, dipende dagli occhi di chi guarda, dunque dovremmo cominciare a guardare in modo diverso. Certo, poi ci sono certe situazioni dove non è possibile parlare di felicità, però è chiaro che possiamo impegnarci anche giorno per giorno a cominciare ad apprezzare anche il poco che abbiamo, perché lo abbiamo, perché potremmo non avere nemmeno quello. Dunque, cominciamo con l'apprezzare il poco che c'è e che è sicuro, come dire il fatto che ci possiamo alzare, che magari possiamo affrontare una giornata che ha tutto un potenziale, poter affrontare anche o avere delle persone che comunque sono nella nostra vita, potremmo imparare a essere grati anche per quello, per il cibo che mangiamo e così via. Sapete, a volte la magia è nella gratitudine o comunque nel riuscire a godere anche di piccoli traguardi alla volta e poi piano piano, questa gratitudine fa come magnete, no? E attira cose per cui essere sempre più riconoscenti. Allora, detto questo, rispondo a Cristina. 10 marzo 86, vediamo un po' come sarà il prossimo periodo per Cristina. Grazie. Abbiamo qualche rimpiantino per il passato, momenti in cui avevi tanto da fare, eri tanto impegnata, ti mancano un po' quei momenti. Allora,
Beh, devo dire che in effetti, guarda, speranza, sacerdote, pensiero, sospiri e imeneo. Probabilmente un sogno o una relazione che comunque per te aveva, come dire, delle connotazioni positive, di speranza nei confronti del futuro, che sembrava potesse, crescere nel tempo, in realtà, ha avuto, come dire, un momento di freddezza e alla fine questo rapporto si è allontanato, cioè, si è creata una distanza fra voi. Dunque, sospiri, attese, un rapporto che non sembra, possa possa essersi sviluppato come probabilmente ti aspettavi. Al presente vedi superbia, gelosia, ammalato, ladro, e questo è proprio una linea dove è difficile non poter dire che vivi in un periodo effettivamente dove ti sta mancando un po' la fiducia o l'ottimismo, perché effettivamente sei circondata da situazioni difficili, di prova, ma in cui devi dimostrare chi sei, fai fatica anche a poterti fidare o sarebbe il caso di non fidarti proprio perché sembra che qualcuno comunque non sia perfettamente affidabile e leale nei tuoi confronti. Dunque, probabilmente, ci sono discussioni, incomprensioni o comunque un clima proprio di poca stabilità. Devo dirti comunque che le cose sono destinate a cambiare. Qui vedi che c'è una linea del presente piuttosto tormentata. Guarda però come già, le cose, incalzino in modo diverso. Viaggio, lettera, giovane fanciulla. Allora, direi che è probabile che tu o proprio dovrai spostarti fisicamente, oppure può anche essere che, tu decida di fare un cambiamento. Abbiamo comunque questa è una carta di movimento, non è una carta statica, dunque qualcosa sta cambiando, anche magari tu stessa. E vedo che ci sono delle comunicazioni con una giovane fanciulla, magari un'amica. Ad ogni modo sembra proprio che, vedi, gran consolazione, artista e bambino. Beh, allora o qui parliamo dell'intercessione di una tua amica che potrebbe metterti sulla strada o farti incontrare, una persona interessante con cui vedo un inizio, oppure questa situazione si riferisce a un'opportunità lavorativa. In ogni caso non sei più non sarai più su questa vibrazione, sulla vibrazione di questo periodo che stai vivendo adesso, che effettivamente sembra difficile, ma si direbbe che si vada ad aprire un periodo molto più positivo, dove forse uno dei tuoi sogni nel cassetto comincia a trovare il modo di manifestarsi e di realizzarsi, grazie forse anche al colloquio con qualcuno. Dunque, un nuovo inizio si direbbe. Vediamo qua l'esito, amore, dottore, conversazione amica. Guarda, anche qui torna un po' il senso di questa giovane fanciulla che è una persona del cuore, qualcuno che ci vuole bene, che ci è accanto, ma anche le afflizioni, le preoccupazioni per il futuro. In questo caso abbiamo chiaro la figura e l'apporto di un'amica con cui hai la possibilità veramente di parlare, di dialogare, di essere ascoltata. Comunque è un periodo, guarda, di guarigione, vedi? Occasioni proprio per guarire e sistemare le cose e riportarle in armonia. Dunque non preoccuparti, è vero Cristina, non è un periodo felice il tuo, l'ho visto dalla linea del presente, ma le cose miglioreranno. Dunque non so dirti quanto questa felicità possa durare, di sicuro l'infelicità di questo momento non durerà ancora a lungo. Andiamo avanti. Allora, intanto saluto Elena, Franca, Rosa, Assunta che avevo salutato, che salutavo il Marietto, saluto il Marietto anche, Francesca, Mattia, Cinzia, Maurizio, Antonio, Eva, Cira, Rosa l'ho già salutato e Tiziana, benissimo.
Allora, torniamo alla domanda di Franca. Buonasera, sono Franca. Ah, non mi basta l'anno, Franca. Non so, magari siete abituati ad altre dirette, ad altre interattive. Io ho bisogno del vostro nome, la vostra data di nascita completa, non solo l'anno, e il nome e la data di nascita della persona, perché io lavoro su scie energetiche, vibratorie personali. Più dettagli ho e più posso avvicinarmi anche a una percentuale di attendibilità più soddisfacente. Dunque, se stai ancora seguendo, Franca, metti i dati che ho chiesto e ti rispondo non appena li leggo. Andiamo avanti. Elena, io vi ricordo però che se vi ho risposto recentemente nelle dirette, io passo avanti e rispondo ad altre persone, anche perché tutti hanno diritto di ottenere quantomeno una risposta. Dunque, Elena, non me ne volere, ma ti ho risposto venerdì, dunque passo avanti, rispondo a Rosa. Ho una curiosità pettegola. Come vive la sua relazione ufficiale Nicola, 30 giugno 77. Va bene, vediamo. Ci facciamo i fatti di Nicola. Allora, 30 giugno 77. Sibille, ditemi la sua relazione ufficiale com'è. Comunque Franca sotto ha messo la... L'ha messo? Allora, appena finisco di rispondere a Rosa, rispondo a Franca. Grazie della regia, tengono d'occhio il Marietto, lo tengono, in plurale maiestatis. Ho detto che il plurale che si usa per i re, per i nobili, e ho detto che tengono d'occhio, è lui che mi fa da regia, dunque sì, Franca, non ti preoccupare che ti rispondo solo a Rosa, velocemente. Guarda, 5 carte, Rosa, anche perché è una domanda che non riguarda te, ma qualcun altro. Cioè, nel senso, non sei tu coinvolta direttamente in questa cosa, ma sono altre 2 persone in cui andiamo a curiosare. Speranza Stanza, ma sai, non è proprio una... Marietto fai segni. Allora, non è un brutto taglio, dunque non mi sembra, almeno dal taglio, una situazione tanto complicata. Beh, in realtà, allora, a quanto pare hanno, come dire, dei rapporti di facciata. La stesa differisce di molto dal taglio, che sembrava parlare di incontri un po' più intimi, ma la verità è che poi guardando, sì, c'è comunque una certa intimità e un certo legame a casa, ma basato probabilmente su qualche cosa che li lega, che sembra essere più di natura sociale, economica, eccetera. È chiaro che non c'è più intimità. Vedi che l'intimità, la carta dell'unione, di proprio la vicinanza animica o sentimentale fra le persone, dunque la carta della consolazione, del nido, è seguita dal vedovo, dunque, e poi i sospiri, insomma, è una cosa che non c'è più, cioè non hanno più intimità questi due, anzi sono parecchio lontani. Nonostante ciò, ancora, vedi che c'è la carta comunque della fortuna, dunque sono lontani ma non hanno chiuso, non c'è interruzione, almeno non per ora. Andiamo avanti e rispondo a Franca, abbiamo detto, perché ha messo le date. Franca, 1 giugno 74, Gabriele, 15 aprile 63. Vediamo se Gabriele ama Franca. Insomma, vediamo come andrà fra voi. Se c'è sentimento, viene fuori. Franca e Gabriele, grazie. Beh, intanto un'aspettativa e una possibilità c'è. Vediamo un po'. Certo che come prima carta
ma è stato un grande incoraggiamento, però. Allora, prigione, amore, nemico, Imeneo, fedeltà. Allora, questa relazione o comunque questa possibilità fra te, Franca, e Gabriele sembra un pelino bloccata, nel senso che abbiamo, vedi, un iniziale magari slancio, ma che si è bloccato. E forse qualcuno ha cercato di creare ostacolo già di recente nella possibilità che possiate unirvi, però appunto che ci sia un'unione, ma devo dire che nonostante i vari impedimenti, i ritardi, le difficoltà, comunque, beh, devo dirti che un sentimento non posso dire che non ci sia, perché Imeneo e fedeltà comunque è un qualcosa che parla proprio di sentimenti sinceri. Donna di servizio, deliranti, disgrazia e casa. Allora, già qui vedi che cambia un po' la musica. Sicuramente un interesse sincero, un sentimento è nato nel passato, anche recente, non è detto che sia un passato tanto passato, però c'è, come dire, un qualcosa che crea confusione. Vedi, forse la presenza di una collega di lavoro o qualcuno che comunque si dà parecchio da fare per creare, vedi, tensione, pettegolezzi, oppure difficoltà, confusione, e questo porta per ora, vedi, la carta della casa, come dicevamo prima, che è una carta di consolazione, di intimità, di vicinanza proprio sentimentale. Vedi che dunque al presente quello che c'è si direbbe essere molto confuso e molto complicato, molto difficile. Ti ripeto, l'interesse si è acceso nel passato, ma al momento vediamo un po' invece più avanti. Abbiamo lettera, dottore, consolante sorpresa. Questo tris di carte fa capire come effettivamente può nascere uno scambio, prima di tutto uno scambio di informazioni, di telefonate, di notizie, forse con l'intento di risolvere qualcosa o con la scusa di avere un consulto, un aiuto, un suggerimento. Comunque c'è un qualcosa di positivo che sembra darti qualche soddisfazione, e anche la possibilità, insomma, che tu possa sognare qualcosina in più di cui essere contenta. Però vedi che in questa carta bisogna fare attenzione, sembra che ci siano ancora degli ostacoli, delle difficoltà a realizzare l'intento della tua domanda, cioè se avrete un futuro. Per ora sembra difficile poterlo dire, nonostante le premesse del passato. Però guarda, conversazione, leggerezza, domestico, gran signore. Allora, io non so se questa persona, se questo uomo che abbiamo detto chiamarsi, che già me lo sono dimenticata, Gabriele, se sia vicino a te fisicamente. Probabilmente non è proprio lì vicino, probabilmente ciò non toglie che abbiate delle conversazioni che sono anche comunque piacevoli, o che le avrete, e vedo comunque che lui si farà sempre più disponibile, mi compare comunque come un gran signore. Questo ancora non mi parla dell'inizio di una relazione o un qualcosa in più, come un futuro, però non è nemmeno un no, solo che è qui che
ci sono veramente delle possibili forti incomprensioni che possono nascere a causa di voci o di interferenze. Dunque, io non so dirti altro, anche perché non conosco questa situazione, però spero di averti risposto. Andiamo avanti. Vediamo un pochettino di tornare alle domande su. Allora, io devo aver saltato qualcuno. Ah no, Franco, le ho risposto. Rosa, Mattia. Allora, Alessandro e Mattia vuole sapere, Mattia, se sono stati fatti lavori energetici negativi per separarli. Ok, vediamo un po'. Se un lavoro è stato fatto, guarda, in 5 carte viene di sicuro. Dunque, tanto è per capire se c'è o non c'è un lavoro di questo tipo. Dunque, Sibille, per favore, ditemi se la separazione fra Alessandro e Mattia è stata causata da lavori occulti di separazione. Grazie. Costanza Messaggero. Allora, non vedo tracce di lavori occulti, scusa, non si vede, non vedo tracce di lavori occulti. In realtà sembra più che altro che ci siano state delle perplessità legate al futuro. Forse, come dire, ecco, non sono carte di lavoro occulto, sono carte però di un'interferenza che ha creato proprio un'incomprensione forte. O è stata una ragazza più giovane a creare questa interferenza, che magari si è invaghita, innamorata, probabilmente di questo Alessandro, vedi che poi c'è la riunione, però mi sembra più che altro che un qualcosa che sia nato con un inizio di leggerezza, ma che comunque vi rendeva contenti entrambi. Poi in realtà, vedi, è come se non ci fosse quel grip, ma non è un lavoro occulto, non vedo un lavoro occulto in queste carte. Sembra più che altro o che lui magari abbia dato retta a qualcuno per non creare un dispiacere o insomma, vedi che c'è preoccupazione. Oppure ancora, magari può anche essere che lui avesse interesse anche per qualcun altro. No? Allora, andiamo avanti. Sì. Allora, vediamo Cinzia. Allora, buonasera Ilde Marietto, posso chiederti se la domanda di RDC, che non so cosa sia, di mia mamma Camilla, 27 ottobre 55, verrà accettata. Non so cosa sia RDC, però ti rispondo con 5 carte, anzi, prima di tutto vediamo Buonasera, ho sentito qualcuno che ha chiamato Marietto. Sento qualcuno che ha chiamato Marietto, che dice qui. Allora, Cinzia chiede se la domanda di RDC, che francamente non so cosa significhi, della sua mamma Camilla, 27 ottobre 55, verrà accettata. Prima di tutto, buonasera cari amici che seguite il legame, ma soprattutto seguite Marietto. Iniziamo. Benissimo, vediamo subito se la RDC della signora verrà accettata. È più facile che un no, È più facile che un no. È un no un po' tirato, Fai un bel... Vediamo 5 carte. Vediamo per la signora Camilla.
Mm. Per un attimo magari sembra anche, ma... Beh, Oddio, però. sono carte bellissime. Io francamente con queste carte non posso dirle no. No, con queste carte qui direi di sì anch'io. Allora, probabilmente le accetteranno, poi bisogna vedere se poi effettivamente, io non so se ha a che fare con qualche reddito di cittadinanza, ecco cos'è RDC. Ora ho capito. Ah, Dunque, secondo me sì. ecco. Poi bisogna vedere per quanto tempo erogheranno questi redditi, Sì. però Con queste direi carte proprio non di sei sì. sicuro, anzi è un sì Caspita. fortunato. Sì, sì. Speriamo che il pendolino abbia sbagliato. Vabbè, voi è fatela. pesante. Magari abbiamo mangiato Prega, pesante. prega io. Abbiamo mangiato pesante. Sicuramente lo accettano. Andiamo avanti. Allora, Però c'è uno che si chiama Rito Veneziano che ho salutato. sì, con le stelline negli occhi. Allora, Francesca, con tutta una serie di lettere, cosa ne pensi di quello che sta succedendo nel mondo? È davvero la fine? Beh, di sicuro la fine di un ciclo. Sicuramente per molti è la fine Mm. dell'RDC. Dici, mamma mia. Sì. Diciamo che sono tempi difficili, noi spesso cerchiamo di iniziare a mettervi in guardia, anche di organizzarvi per il futuro, affinché non vi manchino, ma tanto dico, fare acquisti di cibi a lunga scadenza non è mai sbagliato, dico, alla peggio uno si ritrova e li consuma, però avere sempre quanto occorre per affrontare 1 o 2 mesi di emergenza non è una cattiva idea, ecco. Quanto al resto non voglio alimentare agitazioni o preoccupazioni, di sicuro stiamo a guardare perché stanno cambiando degli assetti molto importanti a livello internazionale e dunque non siamo certi della direzione che tutte queste cose prenderanno, probabilmente stanno preparando sicuramente tempi anche peggiori, perché io ve lo dico ridendo per sdrammatizzare, ma ecco, procuratevi, insomma, avere a casa i farmaci di emergenza, un po' di cibo, una scorta di cibo, acqua, magari se avete la possibilità, anche vino. per dimenticare, se avete la possibilità di mettervi una stufa a legna, di procurarvi delle cose che comunque, esatto, così uno è tranquillo, senza ansie, tanto comunque se c'è qualcosa che dovremo affrontare a livello planetario e come karma collettivo, comunque lo dovremmo fare. Sì, fino al 2009. 2009, no? E 9? Sì. Indietro nel tempo? Scusa, 2029. 2029. Questo sembra. Allora, andiamo avanti. Rosa. La domanda, no, dice Rosa che mi ha dato ragione di quello che dicevo. Allora, Cristina. saluto anche Marina che non avevo ancora salutato. Ciao Marina. Cristina, grazie Ilde, oggi sto meglio e mi fa piacere che lei stia bene. Grazie per la lettura, quello che ha detto è vero, grazie Cristina. Allora, Maria, vediamo Maria, buonasera, attendo soldi, arriveranno a breve, grazie di cuore. 21 novembre 43. Il pendolino nel forno, facciamo le sigle. Va bene. Il pendolino poi Giriamo. Ma non è vero. Le olive. Ha cucinato le olive. No, buono. Mi sono fatto 2 piatti di olive a questo punto. Che olive? Erano penne al pomodoro con le olive. Adesso Ho dovuto mangiare 2 piatti. Ha dovuto, Va bene. Vediamo per Maria se arrivano i soldi a breve, in 5 carte, se devono arrivare, avete visto anche con la domanda di prima, rispondono. Vediamo un pochettino per Maria. No, le carte arrivano. Allora, c'è un po' da lottare ancora, con un po' di determinazione abbiamo comunque un esito, speriamo, fortunato. Ci proveranno però a farti ancora
lo sgambetto. Però guarda che ci sei, ormai è questione di tempo, so che sei in pensiero perché cominci anche a disperare, però qualcosa sta arrivando, attenta però che ancora ci provano. C'è qualche furbetto che sta lavorando vicino. Allora, andiamo avanti. Ma gliel'hai detto che domani mattina ci sono le Sibille live del Marietto sul tubo? Alle 11? Sì! Domani mattina, per quelli che riusciranno a resistere a questa live, il vostro Marietto sarà sul tubo, nei migliori social chiaramente anche, alle 11. Quindi se non vi rispondiamo adesso potete venire. Esatto, trovate poi le risposte del Marietto. Allora, rispondiamo a Cristina, sono ancora a tempo per farti una domanda, vorrei sapere il mio futuro sul lavoro, grazie. 24 aprile 65, perfetto. Il futuro sul lavoro, andrei con qualche carta in più, visto che chiede del futuro, dunque... Poi si parla di lavoro. Sì. Allora, Sibille, per favore ditemi il futuro lavorativo per Cristina, grazie. 24 aprile 65, colleghiamoci a Cristina. Allora, sei in una fase di confusione, un po' di preoccupazione, forse ti manca un po' la situazione come era una volta. Vediamo, Madonna. E che è successo? Bene, allora il finale è più positivo. Dunque, ritorniamo alla domanda che era il suo futuro sul lavoro. Allora, ascolta, certo che nel passato... Hai sofferto, eh? Sì, evidentemente c'è stato qualche blocco che poi si è trasformato in un licenziamento, probabilmente questo ti ha procurato non poco dispiacere. Allora, al momento ci sono delle occasioni, però sembrano tutte a tempo, qualcosa che sembra poter dare un qualcosa di più, però poi si chiude. Dunque, tante opportunità, ma con poche prospettive. Poco però, guarda, c'è un gran signore già nel prossimo periodo, dunque non è tanto lontano, se non che già è nel presente, perché questa è la linea del presente, è l'ultima carta della linea del presente, potrebbe nei prossimi giorni fare il suo ingresso trionfale e darti una mano, quantomeno è possibile che se non è proprio una persona in carne e ossa, potrebbe essere comunque il preludio delle nuove opportunità. Infatti guarda, vedi che c'è mercante, potrebbero essere dei nuovi accordi che ti portano, vedi, o accordi per lavorare in una qualche struttura, o a casa da qualcuno, comunque l'indicazione di una struttura che può ricordare una casa, che può ricordare un ricovero, un albergo, tutte le cose che prevedano appunto questo genere di sistemazioni. E vedi che c'è anche più di un'opportunità, magari poi potrai scegliere fra qualche ruolo, oppure non la vedo, ecco, mentre è chiaro che il passato e anche il presente non è proprio, non sono stati per niente semplici, ancora adesso hai degli strascichi, in futuro qualcosa andrà meglio, perché vedo delle opportunità che si profilano all'orizzonte, la possibilità comunque che o comunque ci sia l'ostacolo, un'incomprensione con una vecchia signora e che in qualche modo, come vecchia signora, può essere o una datrice di lavoro più grande, una persona che ti può consigliare che magari in realtà sarà molto dura, ci saranno delle comprensioni. Diciamo che nonostante stia per cambiare qualcosa, non è che sarà tutto semplicissimo, però un'offerta io la vedo arrivare, una proposta. Allora, vediamo l'esito, abbiamo domestico, consonante sorpresa, artista, leggerezza. Allora, tu farai un colloquio non vicino, oppure con una persona, un datore di lavoro, qualcuno, un interlocutore
che proviene da lontano. Dunque, e ci sarà effettivamente una collaborazione. Dunque, devi portare pazienza. È chiaro che al momento ancora ti porti dietro delle situazioni pesanti del passato, un clima di incertezza, magari delle possibilità che sembravano buone e in realtà non lo erano, ma guarda che qualcosa andrà a cambiare. Occhio solo poi quando ci sarà una signora più grande, in quel caso ecco, tieni gli occhi aperti, probabilmente non sarà proprio dalla tua parte, ma poi in seguito le cose cambieranno. Allora, andiamo avanti. Monica. 15 luglio 69, vorrei chiedere se riesco a vendere la mia casa dove vive il mio ex marito, è già da tempo in vendita. 5 carte. Quindi. Ok, sì, vediamo 5 carte se vende la casa dove vive l'ex marito. Mi sa che lui non vuole vendere. Magari per questo che è tanto tempo che è in vendita. Allora, rispondiamo a Monica. 15 luglio 69. Sibille, diteci se vende la casa. Vediamo un po'. Monica, questa casetta. Mannaggia, è proprio da tanto, perché Costanza comunque è una carta... Però niente, il freno a mano. Costanza è una carta che parla proprio di questioni che hanno una durata nel tempo, altrimenti non avrebbe senso la parola stessa Costanza. Disgrazia è proprio no, più no che tirato mano. Vediamo un po' le 5 carte. Vediamo. Beh. Allora, ancora non vedo la compravendita, non c'è una carta di stipula che può essere definita dall'Imeneo, però amica fortuna, dunque c'è chi ti darà una mano, probabilmente si tratta di trovare anche l'aiuto giusto, magari hai bisogno di qualcuno che faccia proprio questo di mestiere, o se già sei nelle mani di un'agenzia, cambia agenzia, perché vedo comunque arrivare effettivamente una persona in gamba, anche perché, sai, entri in un momento fortunato, approfitta. Cerca, vedi, ti vedo proprio in pensiero, dunque devi trovare qualcuno lo che... Lo troverai, Sì, infatti, lo troverai e vedi che c'è qualche opportunità in più, oppure potrebbe essere una persona, attenzione, una persona che già conosci, una persona che già si era dimostrata valida in passato, chissà che non sia la stessa che vi ha procurato quella casa. Ok. Pensi che... Sì, direi che questa sera... diciamo che vi possiamo invitare per domani. Esatto, alle persone a cui non abbiamo dato risposta questa sera, proprio destiniamo e dedichiamo l'invito. A Fagiolo ci sento domani mattina e mercoledì alle 21. Mercoledì alle 21 siamo nel canale del Marietto, saremo nel canale del Marietto. Sì, meglio della sede, meglio che ci sia la com'è, che mi fa da contraltare al grandissimo spessore che mai conoscete. Esatto. L'immensità. Allora, volevo dire a Elena che mi ha detto che l'ho saltata, no? Perché ti ho risposto già venerdì e io do sempre un'opportunità a tutti e dunque... cambi la domanda, ma anche altri hanno tante domande, io poi più avanti di sicuro ti risponderò. Ma comunque non preoccupatevi, c'è Marietto. C'è poi Marietto. Domani mattina alle 11, se siete svegli, Marietto c'è per voi, giusto? Sì. Se no ci vediamo, do appuntamento a queste signore, mercoledì alle 21, però porto anche il sì, così. Tanto per avere un soprammobile. E poi giovedì alle 10 alle 11 di mattina e il venerdì alle 21:30 sempre con il io che faccio il comparsa come soprammobile ogni tanto. Ecco, lo facciamo a vicenda. Le parlate dei nostri book? Certo, gliel'ho detto in apertura. Dunque ve lo ricordo ancora se siete interessati a ebook che parlano appunto che
non che parlano, perché non è che si parla, è radionica unita alla magia della scuola ermetica. Dunque sono circuiti che lavorano in quella direzione con tutte le spiegazioni a corredo, dunque circuiti personalizzati e già attivati. Dunque non è nemmeno necessario stamparli, ma è chiaro che in alcuni casi ho dato delle istruzioni di uso. E poi abbiamo in corso d'opera un ebook da 75 euro, quindi potrete già capire il valore, sull'abbondanza che radionica. Unisce candele, la luna con la radionica. Sarà veramente una bomba in plus ultra per chi lo potrà acquistare. Bene, vi salutiamo qui, vi auguriamo una buona serata. Scusa, l'ultimo perché dopo devi andare a ritualizzare. Esatto, Eva. Per chi ha acquistato i ciandoletti sono a poche centinaia di chilometri, perché è da 2 mesi o 3 che li stiamo... Ma almeno sono a Catania praticamente. Fuori casa. Stanno arrivando. Hanno fatto quasi 10.000 chilometri, però sono finalmente addirittura d'arrivo. Quindi quelli che ormai l'hanno già acquistato. Ma praticamente questi ciondoli che stanno arrivando sono già tutti venduti. Sì, sono già tutti venduti. Stiamo però aspettando un nuovo ordine. Dunque, per chi volesse questo meraviglioso ciondolo di protezione che è lavorato con la radiestesia e la radionica, è un ciondolo comunque di estrazione cabalistica con tutti i programmi di protezione e in più altri programmi che possono essere aggiunti a piacimento per l'ottenimento di obiettivi, risultati, eccetera. Questo ciondolo funzionerà e lavorerà per tutta la vita, attivato per la persona, unicamente per quella persona, e anche se doveste perderlo continuerà a lavorare, se ve lo doveste rubare continuerà a lavorare per voi, dunque è un must che si deve vedere. E ringraziamo anche per le persone che hanno avuto questa pazienza, perché ci sono state persone che l'hanno pagato 3 mesi fa. Caspita, hanno avuto molta fiducia e pazienza. Avevamo avvisato che ci vuole da 1 o 2 mesi, però solamente il viaggio a 3 mesi è una cosa incredibile. Esatto. Proprio perché sono 10.000 chilometri e insomma i postini russi sono un po' lenti. Va bene, arriviamo al saluto perché la gente se ne sta andando, dunque inutile stare a cianciaretta e possiamo farlo scollegati. Grazie a tutti. È arrabbiata! Ma no, quante chiacchiere! Ciao a tutti, buona serata. Ciao! Amore.